Diciamo, l'edificio, questo è un edificio di grande pregio storico su Volpago, in maniera particolare perché è un edificio, la datazione non è ben precisa, ma si parla di un edificio del XIII-XIV secolo. In origine, quello che è certo, era un fabbricato di proprietà della famiglia Bressa, una famiglia importante locale che veniva proprio da Brescia, proprio da cui Bressa, e questo aveva utilizzato in parte come residenza di campagna, poi in parte anche per la gestione qua del brolo, perché c'era tutta la tenuta che c'era attorno. Edificio che poi pare, ma anche qui secondo me ci darà un grande aiuto gli affreschi che abbiamo trovato poi in fase di ristrutturazione. Ci sarà un grande aiuto per datare un po' il periodo e capire anche poi quali sono stati gli sviluppi storici dell'edificio, perché pare sia stato anche per un periodo convento dei frati di Nonantola, i nonantolani. Ci sono alcuni segni che fanno anche pensare che in parte sia stato proprio un convento. Diciamo che è stato un lavoro molto impegnativo, perché adesso noi siamo al grezzo strutturale con recupero degli intonaci originari, già completato, adesso siamo in fase di finitura, di completamento, quindi con impianti, serramenti, pavimenti. L'idea è quella di completarlo, diciamo, per la fine di quest'anno, poi il Covid ci ha un po' sfasato un po' nei tempi, ma fine di quest'anno, massimo per gennaio, dovremo avere il lavoro completato. C'è stato un grande lavoro, molto impegnativo, perché in realtà questo edificio era letteralmente prossimo al crollo, ma quando intendo prossimo proprio, a me mancava pochissimo perché era completamente svuotato all'interno, crollato il tetto, erano crollati tutti i solai lignei interni. Infatti poi, come vedrete, abbiamo una porzione di solaio del piano terra, quindi di soffittatura del piano terra, che si è conservato, una piccolissima parte dove si era mantenuto il tetto sopra. E questo è uno dei miei cruci, perché vedendo questo solaio con la qualità che ha, questo mi fa pensare che tutto il resto del solaio, quantomeno il piano terra, avesse le stesse caratteristiche, che purtroppo però è andato perso. Nel lavoro che abbiamo fatto adesso abbiamo riproposto, diciamo, il disegno di massima di quello che era il solaio ligneo originale, però adeguando tutto l'edificio alla norma sismica attuale. Fra l'altro, poiché è un edificio che è pensato per il piano terra e il piano primo ad utilizzo come biblioteca scolastica del polo scolastico qui di Volpago, perché le varie scuole, ricordo che la media, l'elementare ma anche le materne sono qua nel raggio di 150 metri e quindi sarà anche per loro un punto importante. L'abbiamo adeguato proprio come fosse un edificio scolastico, quindi con la massima sicurezza, quindi questo a tutela degli occupanti, ma diciamo anche a tutela dell'edificio stesso. E in questa maniera sicuramente, se si è preservato per 600-700 anni, può pensare, non dico di durarne altrettanti, ma insomma sicuramente di portarsi avanti. Noi qui abbiamo uno spazio che è proprio su al terzo piano, che è una mansarda di bellissime dimensioni. Ricordo che l'edificio ha quasi 400 metri quadri per piano in pianta, quindi abbiamo questo spazio sopra nel quale pensiamo di utilizzarlo in parte come sala espositiva e in parte proprio come luogo un po' dove portare un po' la memoria, diciamo, per certi versi di tutti i volpaghesi illustri, un paese che ha dato molto come figure in vari settori. E quindi ricordarli un po', quantomeno farli ricordare anche le nuove generazioni che non hanno nessuna memoria ovviamente di queste figure. La barchessa annessa alla villa farà parte di un nuovo intervento? Sì, diciamo che anche per la barchessa abbiamo in previsione un intervento di recupero. Qui abbiamo già il progetto esecutivo, stiamo solo attendendo perché con le logiche del Covid abbiamo avuto dei rallentamenti nella fase sia finanziamenti che di gara, ma qui abbiamo preso proprio l'esecutivo, siamo pronti per andare in gara per realizzare una sala teatrale da 250 posti. Quindi questo diventerà a tutti gli effetti poi un polo culturale per Volpago di grandissima importanza, anche perché è una location stupenda, siamo ai piedi del Montello ed anche a un'area bellissima tutto attorno, vedete abbiamo anche questo gesso secolare qua che poi farà parte
appunto dell'area sempre interna.